Un caffè con l'esperto è offerto da Birra Antoniana e Uno Magazine. Ad un caffè con l'esperto è il professor Carlo Foresta, endocrinologo ed andrologo, 65 anni, nato a Lecce, sotto il segno del leone, quindi un segno importante, professore ordinario dell'Università degli Studi di Padova, medico specializzato in endocrinologia e andrologia, direttore del Centro di Crioconservazione dei Gameti Maschili, presidente della Società Italiana di Fisiopatologia della Riproduzione e presidente eletto della Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità. Professore, iniziamo subito con una domanda un po' scomoda. Cosa pensa dell'iniziativa del ministro Lorenzin che ha scatenato un putiferio sui social e non solo, ovvero del cosiddetto Fertility Day? Il ministro ha avuto il pregio di individuare il grande problema della denatalità che c'è in Italia, perché pare che nessuno se ne accorga, però la fertilità, più che la fertilità, parliamo del numero dei figli, è calato drasticamente. Se per il mantenimento di una popolazione è necessario che ci sia 2,3 figli per donna, noi siamo all'1,27. Ma questa denatalità è dovuta, secondo lei, esclusivamente ad un ragionamento quasi, diciamo, a tavolino, o ci sono anche delle ragioni che riguardano proprio la difficoltà a procreare? Ci sono molte ragioni per la denatalità e infatti la polemica nasce proprio dal fatto che la campagna pubblicitaria ha evidenziato soltanto alcune ragioni, tacendone altre che sono quelle più vicine alle nostre problematiche tecniche. È chiaro che oggi il fatto di cercare il figlio in età più avanzata da parte delle donne diventa un fattore dominante. Il perché lo cerca in età più avanzata apre delle problematiche sociali importanti che possono essere economiche ma anche non solo, anche di impostazione del nuovo ruolo della donna nella società. Non sempre è legata alla ricerca del figlio perché si deve mantenere il guadagno, lo stipendio, ma anche perché la donna cerca un'affermazione del proprio ruolo in ambito lavorativo. Si parla di asili nido, si parla di sostegno alla maternità, ma sono problemi reali e concreti, perché a un certo punto uno potrebbe anche chiedersi che ruolo ha l'asilo nido? Il bimbo viene fatto per mandarlo all'asilo nido o dobbiamo concepire un nuovo modo di intendere la famiglia? Sono problematiche molto grosse queste. È chiaro che poi accanto a questo c'è l'ambiente, c'è il modo di vivere, ci sono i fattori di rischio che incalzano ed alterano la fertilità, soprattutto nell'uomo. Salve, sono Claudio Campagnolo, vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma, Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui, alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG. Tra virgolette, la colpa è maggiore per quanto riguarda i maschi o le femmine in una coppia non fertile? Ma io direi che dobbiamo analizzare i fatti per quello che sono senza dare dei pesi. L'uomo è più a rischio di infertilità perché non ha il concetto di prevenzione.
L'uomo non si rivolge mai ad un medico per valutare il suo sistema endocrino riproduttivo se non quando compare il problema. E il problema compare in età ormai adulta, avanzata, quando a 40 anni cerca il primo figlio, ma molte volte le ragioni della difficoltà di ottenere quel figlio hanno già delle radici a 18 anni, a 17 anni, a 20 anni. Quindi bisogna che ci sia per l'uomo come per la donna una attenzione a capire qual è il potenziale di fertilità in età post-adolescenziale. E quindi con un controllo in età adatta, secondo lei, si riesce a ridurre questo problema che la coppia potrà avere in età più matura? Si riesce attraverso due motivazioni. Primo, se esiste una patologia, perché possono esserci delle malattie in fase, al momento della nascita, in fase di sviluppo, in fase adolescenziale, si può individuare precocemente la malattia e cercare poi di arginare le conseguenze delle patologie. Se invece non c'è una patologia e quindi un soggetto a 18 anni è normale, attraverso una informazione dettagliata su quali sono poi i fattori di rischio che alterano la sua normalità, si può fare educazione. Per esempio la sedentarietà, l'obesità, l'uso di alcolici, l'uso di fumo, l'uso delle droghe, adesso la marijuana pare che faccia bene, cioè stiamo Poi dicendo... avete fatto uno studio molto interessante attraverso la fondazione che porta tra l'altro il suo nome, la Fondazione Carlo Foresta, su 2000 giovani intervistati. Avete scoperto che cosa esattamente? Noi da anni intervistiamo e visitiamo migliaia di ragazzi di età compresa fra i 18 e i 20 anni. Abbiamo scoperto che 1 su 3 è a rischio di alterazioni del sistema endocrino riproduttivo, ma non ne era informato. Ma poi diamo giusto delle informazioni su cosa significa la vita sedentaria, come la marijuana, che il fatto che possa essere liberalizzata viene confuso con il fatto che la marijuana non faccia male. È chiaro che anche il fumo e l'alcol fa bene, non fanno bene, però la marijuana altera una cosa fondamentale, oltre che alla fertilità e al sistema endocrino, altera il cervello, altera le aree cerebrali, influenza negativamente la memoria e il comportamento, e poi essa stessa è fattore di rischio di altre condizioni perché inibisce i freni inibitori e quindi più liberalità in tante altre cose, tra queste anche una sessualità non protetta e quindi l'aumento delle malattie sessualmente Anche trasmesse. questo è emerso dalle interviste che voi avete raccolto presso appunto un campione rappresentativo di giovani, e avete fatto una campagna che, se non ricordo male, si chiama HIV inconsapevole. HIV inconsapevole perché i ragazzi non usano più tanto il preservativo. E per quale ragione? Possono essere molte le motivazioni, intanto perché è un po' costoso. In secondo luogo perché un po' di adrenalina non fa male, quindi l'adrenalina libera in qualche modo maggiormente le attitudini alla sessualità. E in terzo luogo perché non si parla più di malattie sessualmente trasmesse. Una volta che sia stata trovata una cura, per quanto costosa e non a costo zero per quanto riguarda le controindicazioni per l'AIDS, e quindi non si muore più di AIDS, è venuto a mancare tutto quell'interesse alla prevenzione. Però è aumentata la sifilide, sono aumentate altre malattie sessualmente trasmesse e i giovani nella nostra esperienza oltre il 50% ha una sessualità libera, anche con partner che il più delle volte possono essere cangianti. E Padova ha un triste primato in questo senso. Padova ha una incidenza di HIV positivi, non di malattia, di positività, che è ragguardevole. Infatti noi continuiamo con le nostre proposte di informazione. La nostra fondazione è presente nei siti in cui si riuniscono maggiormente i giovani, per esempio al Pride noi siamo stati presenti, quest'anno abbiamo fatto, e l'anno scorso, oltre 800 test gratuiti con risultato immediato e abbiamo riscontrato 8 giovani positivi, giovani di 18-19 anni completamente inconsapevoli.
Salve, sono Claudio Campagnolo, vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma, Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui, alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG. Ecco, professore, un altro aspetto che voi avete indagato è i disturbi per cui la disfunzione erettile può essere una sentinella. Questo è un grosso problema. Noi stiamo parlando insieme ai cardiologi e insieme ai diabetologi un linguaggio che deve essere comune. Un uomo che ha una disfunzione erettile deve capire che ha una malattia che non può essere curata con i farmaci che aiutano al mantenimento dell'erezione. Il Viagra, il Cialis, il Sildenafil e tutti quanti gli altri non sono la cura della disfunzione erettile. La disfunzione erettile deve essere compresa nel suo significato patogenetico, che cosa l'ha indotta. E siccome nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di un'alterazione dei vasi, significa che i vasi di quel soggetto non sono normali. E il più delle volte noi abbiamo delle condizioni che dimostrano un'alterazione a carico del cuore, a carico del cervello, a carico dei reni. Quindi noi diciamo attenzione anche ai medici, un paziente con disfunzione erettile è un paziente a rischio di patologie cardiometaboliche. Abbiamo inventato il termine di andrologia cardiometabolica e abbiamo costruito tutto un percorso diagnostico e terapeutico per il soggetto con disfunzione erettile che oltre al farmaco per la disfunzione deve avere un inquadramento generale di tipo metabolico e cardiovascolare. Professore, chiudiamo stempelando un po' il clima. Io ricordo un'intervista che le feci qualche anno fa in seguito ad una ricerca curiosa che lei ha presentato ed era in merito alle dimensioni del pene dei ragazzi che negli ultimi decenni si sarebbe ridotta praticamente. Ecco, di che si tratta? Quella informazione ha fatto tanta strada, sa? Perché siamo stati i primi a dire attenzione che l'uomo, come tanti esseri inferiori presenti in natura, sta avendo delle modificazioni del sistema riproduttivo che sono espressione delle influenze ambientali. Noi nell'ambiente abbiamo delle sostanze che agiscono come ormoni del sistema riproduttivo, lo hanno visto negli orsi polari che sono più frequentemente intersessuali, lo hanno visto negli alligatori dei grandi laghi delle Americhe, dove c'è una concentrazione di inquinamento molto elevata. E l'uomo non è diverso da queste specie animali e quindi anche l'uomo, sebbene non è un allarmismo per coloro che vivono adesso o nei prossimi 500 anni, ma significa che anche l'uomo sta subendo delle modificazioni dovute alle influenze negative dell'ambiente. Un'ultima domanda, professore, qual è una età ragionevole per una signora per poter pretendere o cercare un figlio? Le donne sono state concepite da madre natura per essere fertili già a 15-16 anni e infatti il potenziale di fertilità di una donna scema sempre di più e già raggiunge a 35 anni un'importante caduta. Si possono avere figli fra 35 e 40 anni ma con una frequenza molto meno elevata e dopo i 40 anni scema ulteriormente. Bene, grazie al professor Carlo Foresta, endocrinologo ed andrologo, per aver partecipato a Un caffè con l'esperto. Grazie a lei. Un caffè con l'esperto è stato offerto da Birra Antoniana e Uno Magazine.